Neve anche in pianura. Le previsioni del tempo annunciano un peggioramento dalla tarda serata con precipitazioni nevose anche in pianura. Gli accumuli non dovrebbero essere particolarmente consistenti, indicativamente qualche centimetro, ma potranno variare sensibilmente da una zona all'altra. La Regione Veneto ha diramato lo stato d'attenzione fino a giovedì mattina. In provincia di Treviso il piano neve è pronto a scattare. Il piano neve è stato finanziato con il bilancio che abbiamo approvato per i fabbisogni che sono standardizzati sostanzialmente. E che cosa prevede? Prevede la messa a disposizione sul territorio delle strade provinciali di 42 aziende che sono pronte ad intervenire nell'arco di mezz'ora dal momento in cui vengono chiamate, e oggi è allertato. L'invito comunque, qualora dovesse come previsto nevicare in pianura, è quello di prestare la massima prudenza alla guida, evitando di utilizzare i mezzi privati se non strettamente necessario. Le strade verranno pulite, ribadisce il presidente della provincia. Spazzaneve e Spargisale sono pronti a partire, essendo stati finanziati gli interventi di pulizia. Non altrettanto si può dire per tutti gli altri interventi di manutenzione delle strade provinciali, finite ai primi posti della classifica dell'ACI per numero di incidenti a chilometro, ed il presidente Marcon allarga le braccia. Negli ultimi anni le risorse che la provincia di Treviso ha potuto investire in sicurezza stradale, in manutenzione ordinaria o straordinaria che sia, sono state molto limitate, pari allo zero oserei dire. Ci sono delle criticità segnalate in virtù dell'incidentalità che è successa e che conosciamo dai dati. Oggi dirvi una più dell'altra correrei il rischio di creare delle illusioni che non voglio creare, anche perché non so quante risorse avrò a disposizione per la risoluzione di questi problemi.